La vittoria in Coppa Promozione ha inaugurato al meglio la stagione dell'Atletico Messina. Adesso però è il momento di fare sul serio. Prima giornata di campionato, si gioca al Comunale di Motta Sant'Anastasia. Il match è quello tra Football Club Motta e Atletico Messina. La formazione padrone di casa, allenata da mister Di Maria, si schiera con un albero di Natale 4-3-2-1, Gulisano tra i pali, Oliveri, Giacone, Crisafulli e Nicolosi nel pacchetto arretrato, Maesano, Basile e Pace a centrocampo, Luca Sinatra a supportare l'unica punta in serra. Risponde all'altra parte l'Atletico Messina, oggi senza Pasquale Princi e senza De Tommasi, con la Fauci tra i pali. È un 3-5-1-1 dove Lopresti, Morabito e Bonsignore compongono la difesa, Gulletta e Campo sugli esterni a centrocampo, Bonanno a supporto di Lacorte, in mediana Capilli, Andò e Calapai. Ottavo minuto, subito Motta in avanti con Sinatra che riceve il pallone sulla destra, prova a mettere il cross dentro, un rimpallo lo favorisce, Sinatra all'incrocio dei pali e il vantaggio del Motta, un Eurogol dell'ex Aci Sant'Antonio Salvatore Sinatra, che inaugura al meglio la prima gara del proprio campionato con la maglia del Motta. Doccia fredda per l'Atletico Messina, che subisce il colpo al 13°, ancora Motta in avanti, il solito Sinatra sul punto di battuta del calcio di punizione, cerca sul secondo palo Crisafulli che calcia in qualche modo, non inquadrando lo specchio della porta al 19°, uno schema tanto caro ai biancazzurri con Calapai che mette il pallone al centro, c'è un colpo di testa che però finisce centrale tra le braccia del portiere avversario da parte di Morabito, gioco di gambe qui da parte di Luca che salta a Bonsignore, prova il tentativo che però si perde alto sopra la traversa al 28°, calcio di munizione affidato al piede caldo di Sinatra, col destro riesce a sventagliare per Inserra che prova a coordinarsi trovando solamente l'esterno della rete, va a fischiare il direttore di gara per 2 volte e manda le 2 squadre negli spogliatoi. Fino a questo momento, in questa prima giornata del campionato di promozione, decide il gol di Sinatra tra Motta e Atletico Messina. Subito un cambio per mister Broccio con Roberti che entra al posto di Lacorte al 50°. Chi parte meglio è proprio la formazione atletista, con Gulletta che dalla destra mette dentro il pallone, il colpo di tacco provato da Andò che viene aggirato da un difensore avversario, ma probabilmente c'è un tocco con la mano non sanzionato dal direttore di gara. Tante proteste da parte di Bonanno che verrà anche ammonito nell'occasione. Non si perde d'animo l'Atletico Messina che attacca ancora al minuto 53, calcio di punizione da parte di Bonanno, riesce a allungare il pallone, Campo, Lopresti si poteva trasformare ancora una volta nell'eroe di giornata per trovare il gol del pari, deve cercare qualcosa in più l'Atletico Messina, prova a farlo dalla panchina, dentro De Salvo per Andò, Giuliano Calapai all'ora di gioco all'occasione per trovare il pareggio, ma il suo destro è docile tra le braccia di Gulisano, altro nuovo volto in casa Motta che si ripropone in avanti con questo tentativo di conclusione che alla fine è un assist. Inserra si trova davanti il muro, la Fauci a dire di no al possibile 2-0 del Motta, vorrebbe chiudere la partita la formazione locale. Nel frattempo dentro Muscarà per Capilli, Sinatra dalla sinistra mette il cross in mezzo e arriva la deviazione vincente da parte di D'Arrigo che anticipa Morabito e fa 2-0 per il Motta. Atletico Messina che nei minuti finali sembra non riuscire più a trovare le contromisure, e allora ancora un cambio con Pompeiano al posto di Calapai all'85°, però chi attacca e chi chiude in avanti ancora una volta il Motta con il solito Inserra che riesce a penetrare dalla sinistra, entra in area di rigore, Inserra se la porta sul destro, cerca il primo palo non riuscendo però a trovare il gol del 3-0, triplice fischio alla Comunale di Motta Sant'Anastasia, vince il Motta padrone di casa per 2-0 nei confronti dell'Atletico Messina. Decidono i gol di Sinatra nel primo tempo e di D'Arrigo nel secondo. Parte male il campionato dei biancazzurri. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda come sempre alla prossima.